Benvenuti in questa ultima recensione del Bel Friuli, ultima perché la serie Bel barra Old Friuli, chiamatela come volete, è giunta al termine, la fine di un'era. Oggi andremo a recensire gli ultimissimi due episodi. Devo dire, l'episodio che sto per cominciare a recensire lo dovevo recensire il 20 di ottobre. Quindi potete immaginare quanto tempo sia passato. C'è il 20 ottobre, oggi è il... che cos'è? 13 dicembre. Quindi potete immaginare voi quanto tempo sia passato. Quindi insomma, meglio tardi che mai. Direi di cominciare a fare subito questa recensione. Innanzitutto, eh, dove eravamo rimasti? Intanto, in questo episodio andremo a parlare del fatto che Pino Esposito ha arrestato Happy Farming, visto che Barbara ha denunciato Happy Farming per ciò che è successo al suo cavallo, che poi non è totalmente colpa di Happy Farming, ma è colpa di Leslie. Quindi diciamo che Happy Farming è stato di nuovo messo nei casini di Leslie ed è rimasto in carcere per 5 anni. Come direbbe Pino, Madonna Santissima Coronata di San Gennaro. Che poi, Pino Esposito, secondo me è un po' veramente... No, un po', togliamo un po'. Credo che sia uno stronzo, perché lui, mi ricordo, che nelle scorse stagioni è stato anche addirittura operaio di Happy Farming quando non aveva più un posto come poliziotto, perché comunque è ovvio che Pino sia un poliziotto corrotto, conosciamo tutti la sua storia, conosciamo tutti ehm, si è schierato, quando si era schierato con l'Inner Circle per andare contro Happy Farming, quando l'Inner Circle aveva addirittura con il trattore aveva, non mi ricordo, mi pare aveva sventrato il campo di Happy Farming, eccetera. Io queste cose non me le dimentico. Sono cose indelebili, sono cose che non si possono cancellare. Comunque, Barbara ci teneva davvero troppo a- al suo cavallo Kingston, quindi ha denunciato Happy Farming ed è così ed è questo quello che è successo in questo penultimo episodio. E che dire? Che dire, che dire? Direi di passare all'ultimo storico episodio della Old Barra Bad Friuli. Allora, nell'ultimo episodio ci ritroviamo 5 anni dopo, quindi un grande salto temporale, si può dire, che io non mi aspettavo, visto che naturalmente Farming 17, 2017 sono passati 5 anni dal 2017, quindi ora siamo anche là, dal 2022. Quindi, onestamente, questa scelta di fare questo salto temporale non l'ho molto capita perché da una parte ha senso perché si Farming 17, ok, 5 anni fa, però dall'altro ho pensato però comunque Happy Farming è stato anche su Farming 19 e Farming 22. Ora, non so se c'è un multiverso nella Old barra Belfriuli, ma teoricamente quello che era successo, anche perché l'Inner Circle, no? Tipo, mettiamo anche loro, nel 2017 non esistevano neanche, sono una stable del 2019, 2020, 2021. Quindi, a meno che, ripeto, non sia un multiverse, roba che manco il Marvel Cinematic Universe, cioè... Però non capisco questo salto temporale. Per il resto è stato davvero una chiusura di serie commovente, un bell'episodio, ci mancherebbe, con Happy Farming che esce dalla galera dopo che ha scontato la pena di 5 anni e che ora comincia la sua carriera come ehm, camionista negli Stati Uniti. Mentre Ludmillo è in Europa, per tutta Europa, anche lui camionista, ha assunto Leslie, presto arriveranno
Purtroppo io non ho molto tempo perché ora ho cominciato a lavorare, eccetera, però voglio riuscire. È un obiettivo che io mi pongo, magari comincerò nel 2023 a gennaio, così ho un po' il mindset più libero. Cominceremo a fare anche le recensioni di ETS con Ludmillo e Leslie. E vedremo se le strade di vabbè, Leslie e Ludmillo sono già riuniti. Vedremo se le strade di Leslie e Ludmillo insieme a Happy Farming si riuniranno un giorno per riformare l'Happy Farming Team anche solo per una volta, non lo so, one time only. Quindi sarà molto curioso il tutto, quello che accadrà su ETS, su Farming, se magari non è neanche la fine, anche se io credo che sia la fine, ma Happy Farming ci ha imparato a credere a tutto, nel senso che mai dire mai. Pensavamo che Ludmilla, Leslie e la signora Concetta erano morti, invece alla fine, puff, cioè non erano morti, colpo di scena, era tutta una messa in scena di Happy Farming. Ehm, I fantasmi di Concetta, cioè, non è che è tutto scontato, cioè, quello che succede, dico, succede, basta. In questo mondo del bel Friuli, di Happy Farming, eccetera, tu non puoi sapere nulla, cioè non puoi assolutamente sapere se questa è la vera fine o se ci sarà una fine bonus o se addirittura si aprirà un'altra serie, addirittura nuova, con una storia totalmente diversa da questa e con un multiverso totalmente diverso da questo. Vi ricordate la serie di Happy Industry o Cacciatori di Fantasmi? Tutto cambia, insomma, potrebbe un giorno Happy Farming decidere di fare una nuova serie magari che sia su Farming o su, vabbè, su ETS già ce l'ha, però dico, mi spiego, cioè, quindi per adesso è la fine, almeno di questa serie. Comunque io vi ricordo di continuare a supportare Happy Farming Channel ogni giorno, fa video su YouTube ogni giorno, quasi ogni giorno, live su Twitch, YouTube, Twitch, lui ha pure altri social tipo Facebook, Telegram, TikTok addirittura, quindi supportatelo ovunque. Io onestamente su TikTok no perché non mi piace. Instagram non ce l'ho, non so se lui usa anche quello. Su Facebook sono poco attivo, quindi insomma, per voi che siete più alla mano con i social, io no, io sono solo YouTube e basta. Quindi per voi che siete più alla mano, anzi YouTube e Twitch, però Twitch lo uso solo per Happy Farming praticamente. Quindi vi consiglio, vi obbligo, se no vi prendo ammazzato in testa a seguire Happy Farming Day. Bene, solo quasi triste però faremo le recensioni di ETS, dai, con Ludmillo, Leslie. Prima magari aspetto che escano altri episodi, così ci sarà tanto da dire. Alla prossima.